L'influenza A, Portogruaro, una donna di 53 anni senza particolari patologie è morta all'ospedale. Buonasera, benvenuti all'appuntamento con TG Venezia Mestre. L'influenza A ha colpito ancora un'altra vittima, è morta una donna di 53 anni all'ospedale di Portogruaro. Non aveva però particolari patologie, al contrario invece degli altri che sono morti a causa dell'influenza. Tutti i dettagli. L'influenza che uccide, ma fino ad ora solo casi di pazienti con patologie già presenti. Questa volta invece a quanto pare nessun problema pregresso, eppure una donna di 53 anni è deceduta all'ospedale di Portogruaro, aveva l'influenza A H1N1, la suina. Il caso è stato confermato dalla Direzione Regionale Prevenzione, è il quarto decesso per l'influenza verificatosi negli ospedali veneti dall'inizio dell'epidemia stagionale. La differenza però è che nel caso di questa paziente non risulterebbero altre patologie, ma l'assessore alla sanità invita a non creare allarmismi. Purtroppo, sottolinea Coletto, l'influenza è una malattia le cui complicanze possono essere gravi o letali anche in persone apparentemente sane, come in questo caso. Si tratta però di eventi che, seppur rari, dice l'assessore, si verificano statisticamente ogni anno e che quindi non devono destare allarme. Che posso dire io, siamo ancora in tempo per essere vaccinati, per vaccinarci, vacciniamoci anche velocemente, soprattutto di chi è affetto da cronicità, quindi anziani e bambini, per quanto è possibile vacciniamoli.